te llamas baby. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina. Tira la palla sul filo della rete, ci ho provato anche prima a fissarla fra te e lui. Filo alto, 6, fa la doppia la parallela e 2, metti molto più diagonale. In capo l'attacco Treviso. Questi sono gli scherzi qua, se voi gliela tirate addosso la pinta. Quindi situazione ora di parità.
mister Renosto, allenatore del Volley Treviso, neo campione regionale Under 14, che si conferma ai vertici della categoria, ci racconta la partita, vinta 3-1 contro il Castellana. La partita ha avuto questo excursus, il suo primo set sicuramente combattuto, e nel proseguo il secondo, il livello qualitativo della nostra battuta è salito, loro è rimasto costante, è stato un punto a punto. I miei sicuramente posso dire di essere stati con la testa concentrati per tutto il proseguo dall'inizio fino alla fine. La fase terminale del secondo e l'inizio del terzo con una buona approccio in battuta è stata la chiave di volta di questa gara. Siamo con l'allenatore del Lexus Vicenza, Marco Dalmaso. Allora, una finale combattuta, alla fine l'ha spuntata al Volley Treviso. Sì, peccato perché è stata una partita equilibrata i primi due parziali. Abbiamo sprecato alla fine del secondo set un paio di set point. Peccato, potevamo fare sicuramente di più. Comunque complimenti per essere arrivato in finale, in bocca al lupo per le finali nazionali. Crepi, grazie. Tanto fa niente, el party está caliente, que lo baile toda mi gente, que esto no va a terminar, esto acaba de empezar, el party está caliente, el party está caliente, que lo baile toda mi gente, que esto no va a terminar, esto acaba de però non ci arriva addosso la palla. Le alzate di emergenza e la alza giù restano comunque coi nostri tempi. Dobbiamo fare l'alza
Allora siamo con l'allenatore del GL Moco Volley San Donà, Paolo Silvestrini. Complimenti, la vittoria, campionesse regionali Under 14, siete voi. Grazie, è un titolo a cui tenevamo molto. Abbiamo avuto un avversario tosto, sapevamo che non era una partita semplice, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo superato anche dei momenti di difficoltà e insomma il lavoro fatto durante tutti questi mesi alla fine è venuto fuori. Grazie ancora e grazie anche a tutti i miei collaboratori che in questo periodo ci hanno dato una grossa mano. Siamo con l'allenatore dell'US Torri, Maurizio Radice. Più forti loro, però complimenti davvero per essere arrivati a questa finale regionale. Grazie, allora seguo io. Allora sì, complimenti a loro perché sono stati molto forti, sapevamo che erano forti, il nostro obiettivo è arrivare alle finali regionali, ci siamo arrivati e sono orgoglioso di quello che hanno fatto, orgoglioso del percorso che abbiamo fatto. Un in bocca al lupo. Grazie mille, buona stagione. Andiamo a premiare la prima classificata di questa finale regionale Under 14.